finalmente una bella giornata di sole. Faccio colazione, overnight porridge, che è diventato pappetta, perché ho messo troppa avena e poco latte, cioè avrei dovuto metterne un pelo di più di latte e quindi non è rimasto tanto liquido, anzi. Vabbè. Poi ci ho messo il burro d'arachidi e sì che è diventato ancora più pappetta. Cosa ho in programma oggi? Allora, attendere che la lavatrice finisca, perché così stendo poi le lenzuola. Devo rifare il letto con le lenzuola pulite, mettere via la biancheria che da ieri è ancora lì sulla vetrina. Non ho aggiornamenti, adesso mi sto guardando qualche video. Ho dormito poco stanotte perché sono andata a letto tardi, decisamente tardi, un po' troppo tardi. Avrei dovuto dormire almeno fino alle 10:30, 11. E vabbè, io quando accendo il computer poi mi incanto e non riesco più a spegnere, cioè mi metto a guardare video su YouTube, video musicali, cioè non di video normali. Mi metto ad ascoltare canzoni e a guardare i video, è fatta, cioè io non vado più a dormire, non ho neanche più sonno, praticamente, non so quanto ci sono stata ad addormentarmi. E buongiorno di nuovo, ma io non mi ricordo di filmare, quindi è una nuova giornata. E fino a prima pioveva, anzi nevicava, poi si era trasformato tutto in pioggia e adesso non piove più. Io davvero non capisco, c'è un meteo, vabbè, solo ieri ha fatto un bel tempo, ieri stupendo, ieri proprio sembrava primavera, perché c'era proprio caldo, il sole caldo, tiepido, bello, piacevole, star fuori in maglia, una maglia, una felpina, insomma, niente di grosso. Ieri si stava benissimo. Vabbè, ieri sera avevo tantissimo mal di testa e quest'oggi ho un mal di testa che è fotonico, cioè è una cosa allucinante. E vabbè, ormai sono abituata. Comunque io sono qua per... Mamma mia, sono sconvolta questa faccia. Sono qua per aggiornarvi. No, aggiornarvi di che? Sono qui per dirvi che stasera io e Franz andremo a cena fuori. Oggi è San Valentino. Noi non festeggiamo mai San Valentino, mai, mai. Quest'anno andremo a cena fuori. Andremo su in Hotel Boite, su al villaggio, e quindi vi farò vedere, insomma, io ho un menù un po' modificato, perché io non, è un menù sardo, è solo che alcune cose io non le mangio. Allora, l'antipasto non lo posso mangiare perché ci sono i carciofi, cioè un carciofo, non so adesso come verrà presentato, perché mi fa male all'intestino. Il primo invece è la fregula ai frutti di mare, quindi quello lo mangerò tranquillamente. Secondo c'è il maialino sardo con le patate e io il maiale non lo mangio. Quindi mi sono fatta modificare anche il secondo. Come dolce, cannolo sardo. Dov'è Pepe? Ah. Perché ci sono gli uccellini che si nascondono sotto il tetto. Dai, dentro. Andiamo. Andiamo. Devo andare a chiudere le finestre di là. Quindi questa sera vi porterò lì. Per il resto... niente, non ho aggiornamenti. Ho tirato fuori 2 costumi interi perché c'è in programma una serata alla spa e quindi io non mi sento a mio agio né col costume a 2 pezzi né con quello intero perché ho tantissima cellulite. Non so se porterò costume a 2 pezzi oppure uno di questi 2 interi, non ne ho idea. Cioè classico costume intero, molto sgambato, e non ha la mutanda normale, perché io odio i mutandoni anche nei costumi interi, anche se ho le chiappe che non sono belle, perché sono bruttissime, cioè c'ho tanto, a parte il grasso, liquidi, cellulite, vabbè, lasciamo perdere, però questo io uso così, non mi piacciono i mutandoni normali, quindi questo è uno, che ha questo tessuto un po' particolare, così, anche questo molto sgambato,
e dietro però al laccio per chiudere, che è il laccio che regola anche le spalline praticamente. Quindi non so che costume dei due porterò o se mi metterò un 2 pezzi, solo che 2 pezzi non mi sento molto a mio agio, anche per la pancia, cioè si vede anche col costume intero, però non so, devo fare delle prove. Ti ho visto! Ti ho visto! Ti sto vedendo! Non sei abbastanza nascosto. Ti vedo. Sì. Ma che bravo! Guarda, guarda, devi scavare, devi arrivare nel nucleo della terra, vero? Sì, il nucleo della terra. Guarda, guarda che potenza! Guarda che potenza! Guarda! Wow! Che potenza! Wow! Si sfoga un po' almeno. Poi mi chiedo perché ha le unghie affilate. Con tutte le unghiette che fa. Tutti gli angoli, bene. Molio, hai già staccato un pezzo. Guarda, hai già rotto la scatola. Hai già rotta. Guarda, hai già rotto l'angolino. No, non mangiare la carta. No, non mangiare la carta. Oh, mamma mia. Perché ho un gatto che mangia carta? Pepe? Io ho provato i costumi interi, ma uno mi sembra un po' piccolino, l'altro è giusto qua, ma è tanto stretto qua, cioè qua mi taglia praticamente, è quello dei costumi interi che a me non piace, perché tagliano qua, non è a mutanda intera, quindi non arriva qua, ma è uno di quelli che sta più o meno qua in mezzo, e io avendo tanta ciccia su questa zona, purtroppo fa il taglio, c'è tutta la ciccia che sborda, bruttissimo. Quindi ho provato i 2 pezzi, perché poi da un anno all'altro comunque il corpo è cambiato, continua a cambiare, insomma, andando verso, adesso ho 36 anni, vado per i 37, andando verso i 40 comunque cambia il corpo, e quindi ho provato i 2 pezzi. Beh, c'è da dire che sono ancora meglio i 2 pezzi. Adesso stavo guardando su Shein, però non ho tempo perché ho meno di una settimana. Quelli con la spedizione veloce potrebbero arrivare anche dopo pochi giorni, quindi sto guardando un po', sto spulciando un po' i costumi su Shein, per vedere, non lo so. Ce ne sono di carini interi, ce ne sono di veramente carini, però poi non so come mi potrebbero stare addosso, e ho sempre proprio l'incognita della mutanda, del pezzo sotto, no? E non lo so. Comunque, adesso metto via i costumi intanto, perché per il momento non mi servono, mi serviranno tra più di una settimana. Mi servirà un costume, no? Serviranno no, uno me ne serve. Quindi intanto metto via, rifaccio il letto e cos'altro? Basta. Stasera cena qua in hotel. Non so se l'avete mai visto, questo è il Boite. Dentro è bello, cioè a me piace. Andiamo. Ne approfitto visto che non c'è ancora nessuno, siamo i primi. Questa è la sala. All'altra cena avevamo mangiato dall'altra parte, dall'altra parte di sala. No. Sono stanco. Io volevo dirti che sono andato a Longarone, sono andato all'ospedale, no? A Longarone. Frizzante. Prendi quella frizzante. Frizzante, Grazie. sì.
la sedia in camera volevo chiudere questo video. È un po' breve, lo so, però ve lo chiudo che così domani, siccome per me inizierà una nuova settimana, inizierò un nuovo video, cioè farò un nuovo video. Inizierò a registrarne un altro, insomma. È domenica oggi. Questa sera usciremo di nuovo. Non andremo a cena fuori come ieri, ma andremo a Cortina, visto che poi dopo le ore 20 non serve avere il pass per entrare a Cortina. Andremo stasera a Cortina, perché sono l'unica a non esserci ancora andata, e siccome si stanno svolgendo le Olimpiadi lì, io non ci sono ancora stata. Secondo me la sera è il momento migliore perché c'è un po' meno gente e poi è tutto illuminato. Anche il braciere secondo me si vede meglio, cioè ci sono tutte le luci, lo so, secondo me è più bello, ha più fascino la sera, Cortina. Di giorno non mi piace tanto. Sapete che a me non piace Cortina in generale, pur avendoci fatto 5 anni di scuola lì, però non mi è mai piaciuta chissà che Cortina. È bella per il paesaggio, ma non per come cittadina, insomma, non è questo granché. E quindi la giornata di oggi si concluderà questa sera con l'andare a Cortina, però lo vedrete nel prossimo video. Ci vediamo al prossimo video, rimanete qua, so che ormai me l'avete confermato. Continuerò con questi video, certo, magari non riuscirò a farli uscire sempre, però insomma non lascio il canale, non chiudo YouTube, non ci penso minimamente. Però rallenterò magari un pochino, non riuscirò a fare uscire sempre video, non importa, comunque sappiate che io ci sono. Cercherò di pubblicare comunque qualcosina. Io vi aspetto al prossimo video in versione Olimpiadi.